Nel 2021 la pandemia ha limitato la possibilità di viaggiare, ma in molti casi, esplorandoli con attenzione, ci ha fatto riscoprire i nostri territori. Ad esempio, non avevo mai notato che la Roscia fosse un torrente così ricco di fauna, soprattutto uccelli acquatici, cormorani, aironi, cavalieri d'Italia e tanti altri. Molto curiosa questa garzetta in cerca di qualcosa da mangiare tra le pietre. Una moltitudine di pietre, un elemento che in questa valle ha fatto la storia. Quando l'uomo comparve in Valle Aroscia, non trovò una fertile pianura da coltivare, ma si inventò i terrazzamenti, costruendo chilometri di muri in pietra, cercando di recuperare ogni singolo palmo di territorio. Delimitò pascoli e campi, inserendo nei muri anche il modo per superarli. Con le pietre costruì ripari, caselle, tetti, case tutte in pietra, dalle fondamenta al tetto. E poi paesi, centri fortificati, e una rete di ciottolati e mulattiere che ancora oggi collegano ogni borgata della valle. Edificò castelli. Ad Aquila ci sono i ruderi di quello dei Clavesana. A Pornazio c'è quello dei Conti di Badalucco. E Arezzo, il più recente, è meglio conservato. Al suo interno c'è ancora la cucina, il granaio, la cantina e nel sotterraneo la prigione e un passaggio segreto. Ma è al Colle di Nava che i Savoia costruirono il complesso di fortificazioni più imponente della Valle Aroscia. Infatti sono ben 5 i forti di guardia al valico alpino. Ai giorni nostri con le pietre si costruiscono ancora i muri a secco. Samuele e Asedin vi si dedicano con la stessa maestria di un tempo. È proprio Samuele a sottolineare l'importanza dei muri in pietra. In Liguria senz'altro è una realtà attuale ma antica quanto l'umanità stessa. Ecco, la Liguria senza i terrazzamenti non avrebbe avuto la sua civiltà contadina, diciamo, perché la Liguria è costruita sui terrazzamenti da chi coltivava le vigne, da chi coltiva gli ulivi, da chi coltiva ortaggi e frutta, comunque ha avuto sempre necessità di costruire questo tipo di strutture. Nei terrazzamenti della valle si producono molte prelibatezze. Gli olivi danno un olio di eccellente qualità. La vite fornisce vini straordinari, Ormeasco, Pigato, Vermentino. E poi c'è un presidio slow food, l'aglio di Vessalico, che è coltivato un po' in tutta la Valle Aroscia, ma che prende il nome dalla settecentesca fiera che ogni 2 luglio si svolge appunto a Vessalico.
Con le pietre l'uomo ha disseminato la valle di ponti, alcuni dei quali purtroppo presentano i segni del tempo e degli eventi. Uno dei più belli e ben conservato si trova a Lavina, sul Rio Giara, il più importante affluente della Roscia. A Lavina, come a Arezzo, ci si imbatte spesso in pietre scolpite. Sono le opere dei lapicidi di Genova. Diverse generazioni di apprezzati scalpellini che tra il XV e il XVII secolo ebbero molte committenze. Infatti, le loro sculture in pietra sono presenti non solo in Valle Arroscia, ma un po' in tutto l'estremo ponente ligure. È proprio a Genova che c'è una particolare concentrazione di sculture. Portali, figure animalesche, capitelli. Le tante sculture creano un'atmosfera surreale, fuori dal tempo, e sembra quasi di sentire il ticchettio degli scalpellini. Ma allora non era solo un'impressione. Lei è Nadia Albavera. Sono orgogliosa di questa passione e spero di poterla coltivare a lungo, per far sì che non si dimentichi l'arte che in passato ha reso importanti i nostri borghi e si trasmetta la conoscenza ai nostri figli perché possano essere fieri dei piccoli centri nei quali abitano, piccoli esteriormente ma grandi nel profondo. Che dire, davvero brava. Fra le tante costruzioni in pietra, un ruolo fondamentale per la comunità lo ebbero le chiese. Edificate un po' ovunque, oltre alla funzione religiosa, erano anche dei ricoveri per i viandanti. Infatti, spesso avevano il porticato. Oggi sono un patrimonio storico, artistico e culturale di grande valore. Per trovare uno di questi tesori siamo saliti nell'Alta Valgiara, al santuario di Rezzo. Immerso tra i castagneti, ha un portico molto accogliente ed è ricco di sculture. Tra cui, al suo interno, la Madonna con Bambino di Domenico Parodi, allievo di Gian Lorenzo Bernini. Gli affreschi sulla parete destra sono in gran parte opera di Pietro Guido d'Aranzo ed avevano il compito di descrivere ai fedeli, per lo più analfabeti, episodi della Bibbia e del Vangelo. Assolutamente da non perdere. Un'altra chiesa molto interessante è Santa Margherita di Mendatica. Si trova in località Forche, un luogo dove in passato vennero eseguite diverse condanne a morte. La chiesa è rimasta l'ultima testimonianza del Borghetto, un villaggio che fu completamente distrutto nella guerra del 1625. Al suo interno vi sono degli affreschi di Pietro Guido d'Aranzo, riguardanti la vita della santa ed episodi del Vangelo. È curioso notare come sul tavolo dell'Ultima Cena vi siano i prodotti tipici della valle: ciliegie, castagne, pere, formaggi, polenta saracena e naturalmente vino. Di particolare interesse storico un'iscrizione del 2 dicembre 1531, relativa ad un atto notarile di donazione alla Chiesa. Proprio dalla chiesa di Santa Margherita parte il sentiero per le cascate della Roscia, un appuntamento da non mancare. Un imponente salto d'acqua di oltre 30 metri che ben chiarisce il nome del paese,
Infatti mendatica deriva dal dialettale manda acqua. Tra i gioielli della valle non si può tralasciare San Pantaleo di Ranzo. La chiesa, di origine romanica, ha una sovrapposizione di stili che la rendono particolarmente interessante. Il portico presenta dei capitelli cenoaschi ed è finemente affrescato con scene relative alla vita del santo. L'opera di Pietro Guido d'Aranzo continua anche all'interno, dove è presente una enorme raffigurazione di San Cristoforo. Molto bella anche la chiesa di Nostra Signora della Ripa, con l'attiguo oratorio dell'Assunta, a Pieve di Teco. Al loro interno vi sono pitture di notevole pregio, sculture dei maestri di Genova ed un crocifisso ligneo di Anton Maria Maraviano. L'immagine di San Cristoforo vicino all'uscita era ben augurante per i viandanti, a cui per essere protetti bastava guardarlo. Nei tempi antichi era normale trovarlo raffigurato nelle stazioni di cambio dei cavalli. In epoca moderna il santo divenne anche protettore degli automobilisti. Per questo, nella prima metà del Novecento, in ogni stazione di servizio vi era un'effigie di San Cristoforo. Oggi, curiosamente, troviamo ancora un rarissimo esempio di questa tradizione proprio a Pieve di Teco. Per vedere due delle pietre più significative ed enigmatiche della Valle Arroscia, dobbiamo attraversare il Bosco delle Fate per andare al Ciotto di San Lorenzo, dove, secondo la leggenda, il santo visse alcuni anni da eremita prima di trasferirsi a Roma, dove fu martirizzato il 10 agosto del 258 d.C. Guarda, c'è una marmotta! Nella dolina del Ciotto c'è un masserratico, probabilmente utilizzato come altare sacrificale. Infatti è dotato di una ben visibile coppa di scolo. Poco lontano, più in alto sullo spartiacque, conficcato nel terreno c'è un menhir alto circa 2 metri. Forse era stato posizionato verticalmente, poi nei secoli si è inclinato. Queste 2 pietre testimoniano la presenza dei Celti in questa zona. Del resto è noto che ebbero scambi intensi con i Liguri, condizionandone lingua, cultura e tradizioni. Un'altra bella escursione da non perdere è quella sul monte più alto della valle, il Frontè. Noi ci siamo andati in estate salendo dal Colle di Garezzo. Il meteo non ci ha aiutato, comunque è sempre un bel punto di osservazione. Ponti di Pornassio è un paese che sembra nascere dalla pietra, ricco di storia, con un passato importante per le sue attività legate al torrente che forniva l'energia necessaria a mulini, frantoi e segherie. Proprio fuori dal paese troviamo un'altra pietra storica della Valle Arroscia, la Pietra delle Croci. Di essa si ha notizia dal 1258, quando viene citata come termine fra i territori di Pornassio, Cosio, Mendatica e Montegrosso. Le croci sono state via via scolpite nel corso dei secoli per suggellare gli accordi tra queste comunità. Ad Onzo incontriamo Giuliano Arnaldi che ci presenta il Parco delle Stelle di Vendone. Queste colline
e passa dal Castellaro di Vendone, troverà un sito curiosissimo. Qualcuno lo chiama la Stonehenge italiana. Troverà precisamente 33 grandi monoliti realizzati prevalentemente in pietra del Finale che guardano il mare vicino a una torre antica medievale di avvistamento. Sono stati realizzati da un grande artista tedesco che purtroppo non c'è più, che si chiamava Rainer Christer, che venne dalle nostre parti intorno agli anni '80, perché cercava il sole, cercava la luce, cercava un posto dove scolpire all'aperto. Si innamorò di quel luogo, lo elesse a propria casa dell'anima, diciamo così, e lì cominciò a scolpire questi grandi monoliti, che, come spesso accade all'arte in genere, all'arte moderna in particolare, non hanno necessità di essere descritti, perché la funzione dell'arte non è quella di descrivere, la funzione dell'arte è quella di evocare degli stati di coscienza. Non capitelo il parco di Rainer Christer, godetevelo. Ad Arnasco, patria dei muri a secco e dell'oliva arnasca, si produce un pregiatissimo olio extravergine di oliva. Nel Museo dell'Olivo e della civiltà contadina, le antiche attrezzature raccontano le fatiche di un tempo. Ma è nel vicino frantoio che l'Arnasca dà il meglio di se stessa. E ancora una volta la pietra si incrocia con la storia della Vallaroscia. A Pieve di Teco c'è un luogo che si rifà alle passate tradizioni dell'Ubaga, una parola che in ligure significa oscuro, inospitale, aggettivi che ben si addicono a località impervie ed esposte a settentrione come quelle del versante destro della Vallaroscia. Nella mostra delle maschere di Ubaga, 80 maestri d'arte hanno creato opere che celebrano l'eterna contrapposizione tra la morte e la rinascita, come si usava un tempo ad Ubaga, quando con l'arrivo della bella stagione, tra suoni e danze, i giovani, spesso mascherati, celebravano la fine dei rigori invernali e il risveglio della natura. Una piacevole sorpresa è anche l'installazione di alcuni cinghiali di Sophie Dickens, un'artista internazionale che grazie ad un attento studio di anatomia, movimenti e abitudini degli animali riesce a dare alle sue opere un'incredibile naturalezza. I suoi cinghiali, come quelli veri, è possibile incontrarli anche nella valle. Pieve di Teco è da sempre il centro nevralgico della valle. I suoi vicoli secolari trasudano di storia, ma è sotto i portici che si svolgono gran parte delle sue manifestazioni. La più importante delle quali è l'Expo della Vallaroscia, una grande festa della comunità dove è possibile trovare tutti i prodotti della valle, dall'artigianato all'enogastronomia.
La vita scorre lenta in Valle Arroscia, ma inesorabilmente tra le sue pietre la storia continua.